Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Siamo molto felici di ospitare oggi qui a Iveser un incontro che è in parte forse anche una marcord, ma che vuole essere in qualche modo un primo momento di testimonianza che speriamo possa essere l'avvio anche di una ricerca e di una riflessione sulla storia del manifesto a Venezia. Lo facciamo per due ragioni fondamentali. La prima è che l'anno scorso, come sapete, Doriana Ricci ci ha fatto l'enorme regalo di destinare la biblioteca di Rossana Rossanda all'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza, in modo che ci fossero delle stanze di Rossana Rossanda a Venezia. Queste stanze ci sono, le potete visitare, e grazie a Giorgio Cecchetti presto avremo anche un inventario completo di questa biblioteca che stiamo mettendo a disposizione dei lettori e degli interessati. La seconda ragione è che la storia del manifesto a Venezia si incrocia con la storia di uno dei fondatori di questo istituto, Cesco Chinello, di cui Gilda sta in questo momento, Gilda Zazzara, che poi parlerà, sta in questo momento curando un libro sulla svolta del Partito Comunista, e che ci ha lasciato a sua volta la sua biblioteca e il suo archivio, cosa che fanno di questo istituto uno dei luoghi importanti per studiare sicuramente la sinistra veneziana, ma forse non solo a Venezia. E quindi questo incontro, che è un incontro soprattutto attraverso le parole dei testimoni, ci sembra possa essere un buon modo per continuare un lavoro che appunto abbiamo avviato in questi anni e con più forza a partire dall'anno scorso, e che speriamo nei prossimi mesi si possa concretizzare anche in un incontro a partire dal libro Le Altre di Rossana Rossanda, in una mostra fotografica e documentaria dedicata alla ragazza del secolo scorso, e altre iniziative che seguiranno. Ci sembra che sia anche un buon momento per pensare oggi, in questa fase politica così complicata, alla storia della sinistra veneziana e non solo degli ultimi 40-50 anni. E lo facciamo appunto pensando alla nascita dell'esperienza della rivista del Manifesto, alla radiazione e all'espulsione dal Partito Comunista Italiano di un gruppo di militanti, intellettuali e dirigenti di quel partito, quali furono senz'altro Lucio Magri, Rossana Rossanda ed altri, e incrociando questa esperienza con la storia, col modo in cui questa storia ha germinato in questa città. E guardando a questa storia a posteriori, ma è solo un breve riferimento, poi immagino che le suggestioni saranno molto più ricche, non si può, a mio parere, non interrogarsi in maniera controfattuale, ma comunque probabilmente anche io penso fertile di prospettive, a cosa sarebbe successo se in quel giugno 1969 il Partito Comunista avesse accolto le istanze critiche che venivano da questo gruppo di militanti comunisti di fronte all'occupazione della Cecoslovacchia e da parte dell'Unione Sovietica. Da cosa sarebbe successo se avesse accettato di farsi germinare da quella riflessione critica, e a cosa sarebbe successo se quel gruppo avesse avuto invece, o per converso, la forza di provocare una trasformazione della sinistra italiana più ampia di quella già rilevante che determinò. Sono domande che cui ovviamente forse non possiamo rispondere, ma penso e spero che nel corso di questo pomeriggio avremo modo di ripercorrere invece alcuni di quei passaggi, alcune di quelle possibilità che magari non si sono verificate ma che sono state parte di quell'esperienza, e forse trarne delle riflessioni fertili per il futuro.
Adesso lascio la parola a Gilda Zazzara, che è l'unica storica che abbiamo invitato a intervenire in questo incontro. Gilda, come vi dicevo, si sta occupando di curare questo diario della svolta di Cesco Chinello, che sarà la prima uscita di una nuova collana editoriale dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza, e rifletterà, diciamo, in qualche modo aprirà alle testimonianze di Nico Luciani, Marina Scalori e Cristiano Gasparetto, che è in arrivo, che poi, diciamo, concluderà Luciana Castellina, a partire da il modo in cui Cesco Chinello rappresenta in qualche modo il trade union tra questo gruppo dirigente del PC nazionale e il Partito Comunista a Venezia, e il modo in cui riflette con difficoltà e non poca crisi su questa esperienza. Grazie Giulia. Grazie Giulia, grazie a tutti. No, io ruberò pochissimo tempo perché i protagonisti siete voi, e di questo inizio anche di raccolta per noi di testimonianze in vista di una conoscenza più lunga, più approfondita delle traiettorie militanti a Venezia, e in realtà perché Giulia e l'Istituto mi ha chiesto di prendere la parola, lo ha già detto lei stessa, perché sto lavorando a questo inedito di Cesco Chinello, che è un voluminosissimo diario politico che accompagna i suoi anni dall'88 al 93, che segnano per lui un ritorno alla vita di partito da cui era in realtà emarginato da molti anni. Per che cosa? Per la battaglia contro la svolta, contro la linea di Occhetto, contro la liquidazione del PC. Cosa c'entra con il manifesto? Diciamo, c'entra perché è quello che dirò brevemente, in che modo Cesco Chinello c'entra con la storia del manifesto, ma perché in quella fase c'è una riemersione di legami, circuiti e questioni e incontri che hanno a che fare appunto con l'origine del manifesto, e in quella battaglia Chinello è molto vicino a Lucio Magri, che è rientrato nel PC all'inizio degli anni '80, e a Pietro Ingrao, che è l'altra figura chiave. Io vorrei soltanto appunto condividere 2 o 3 punti che mi sembrano da indagare, che mi sono venuti, che mi si stanno ponendo lavorando su questa fonte. È ovvio che diciamo, la storia del manifesto è una storia di 50 anni e più, quindi è una storia di diverse generazioni, quindi anche la storia della militanza nell'area del manifesto. Però credo che anche per questa area, non so come la definiremo, come la definirete, l'esistenza o meno del PC, cioè la fine del PC è uno spartiacque, credo, importante. Credo che la storia del manifesto in prospettiva lunga ponga il problema a cui ha già accennato Giulia, che è quello appunto dell'esistenza di una sinistra a sinistra. A volte Cesco Chinello in questo diario la chiama appunto la sinistra con la barra, che nella storia del dopoguerra ha assunto molte configurazioni che non coincidono con organizzazioni o con forme organizzate con partiti, però sulle quali secondo me avremo bisogno di alcuni chiarimenti o di una ricostruzione più filologica o prosopografica. Sinistra comunista, sinistra socialista, sinistra sindacale, nuova sinistra, sono alcune delle configurazioni con cui abbiamo pensato questa sinistra della sinistra istituzionale, il PC o quello che è seguito, e che è un tema molto attuale, credo, visto che questo spazio si è progressivamente consumato fino sostanzialmente a non esistere più. Ecco, e a me sembra che l'esperienza del manifesto mette in collegamento queste diverse sinistre nelle loro appunto diverse configurazioni, e che questo appunto sia un tema più generale. Detto ciò, volevo dire soltanto 2 parole. Io penso appunto che la discussione e la testimonianza sarà molto proiettata sugli anni 70 e oltre, però 2 parole sul fatto che come dire
se è vero che la storia del manifesto è una storia del 69, cioè tra la pubblicazione della rivista e i provvedimenti vari che si indirizzarono a un gruppo molto ristretto, tutto sommato, di dirigenti, ha degli incunaboli molto precedenti rispetto a questo esito lungo tutto il decennio 60 sostanzialmente, ma che precipitano in un momento chiave della storia del PC, che è l'11° congresso, quello del 1966, il primo senza togliatti, e quello in cui va in scena la vera e propria contrapposizione fra Amendola e Ingrao. È una diciamo, non nella forma di tesi contrapposte, che era chiaramente un dogma intoccabile, quello dell'unità del partito, ma lo scontro è vero ed è fortissimo. Sui due punti sostanzialmente: modello di sviluppo, lettura del capitalismo e diritto al dissenso. Ingrao non mette in discussione, poi forse Luciana Castiglione mi correggerà, il centralismo democratico, che è una misura fondamentale di salvaguardia dell'unità, ma il diritto a un pluralismo, ad una dialettica di tipo diverso anche nella formazione, e una pubblicità del dibattito interno al PC. Quel congresso è fondamentale perché è quello in cui sostanzialmente nasce questa cosa mai precisamente definibile, che è la sinistra comunista, e che per pochi anni tutto sommato si chiamerà una sinistra ingraiana, perché da quel congresso questa sinistra ingraiana, che riunisce appunto quelle diverse articolazioni, per cui c'è Trentin, per cui quindi la sinistra sindacale e Raiklin e altri dirigenti, da quel congresso questa sinistra comunista ingraiana verrà massacrata, ma proprio, diciamo, praticamente anche poi nel cominciare a spingere anche ai margini nell'organizzazione del partito le figure che si sono esposte su questi due temi. Ecco, a quel congresso Cesco Chinello, che ha incontrato Ingrao nel 62, Trentin nel 62, Rossanda nel 63, è un attivo, diciamo, partecipa ad un livello molto alto alla definizione delle tesi e a quella discussione, ed è diciamo attorno a quel congresso che emerge anche a Venezia un gruppo ingraiano di sinistra comunista, che ha Cesco Chinello, che è il segretario della federazione nel ruolo più esposto, ma anche Nico Luciani, Luigi Nono, Cristiano Gasparetto, Peri Granziera, Toni Manotti, che era uno dei leader delle lotte di fabbrica, delle avanguardie del petrolchimico, e anche, diciamo, questa sinistra ingraiana di quella fase pre-manifesto ha anche delle figure interessanti a livello veneto. Romano Carotti a Vicenza, non so se qualcuno ha mai incontrato questa figura, Ninetta Zandegiacomi sempre a Vicenza, però appunto scusate, a Treviso, no, a Vicenza, Ninetta Zandegiacomi. Sì, perché lei poi va nel Vicentino, lei è di Treviso, pure a Vicenza. è corrispondente del manifesto e sindacalista. Questo appunto è il gruppo che già comincia a essere come dire, oggetto di ostracismo per essersi manifestato dietro appunto attorno a questa figura carismatica di Ingrao. Al congresso successivo, che è il 12°, quello dell'inizio del 1969, in cui Ingrao non si fa più avanti come, diciamo, portatore di alcune istanze di alternativa, di dissenso, di dialettica, come dire, sono rimasti in pochi, e sono ancora più esposti quelli che poi saranno sostanzialmente gli espulsi, i radiati e tutte le altre, i non rinnovati in tutte le varianti del 69. Al 12° congresso Cesco Chinello e Luigi Nono, che sono delegati al congresso, si astengono sulle tesi, sulla mozione finale. Anche questo, no, a noi sembra una cosa, è un gesto, furono in 14 a farlo, perché nel frattempo, rispetto al 66, ai due punti che vi ho detto, lettura del capitalismo e questione della democrazia interna al partito, si erano aggiunte due cose di non poco conto, cioè la Cecoslovacchia e i movimenti, e 68-69.
sulla Cecoslovacchia il punto non è prendere le distanze dall'intervento sovietico, cosa che il PC tutto sommato fa, ma è leggere quel momento come un errore, oppure leggerlo come il segno della irreformabilità dei regimi socialisti. Questo è il punto grande. In quella fase appunto, vado a chiudere, Chinello mi appare, ma la ricerca ci dirà magari qualcosa di diverso, l'uomo più vicino al gruppo che ha dato vita nell'estate del 69, ritardando un po' l'uscita della rivista al manifesto, partecipa alle riunioni preparatorie, scrive sul primo numero con una nota anonima, in realtà, una corrispondenza da Marghera, ma nonostante questa sua totale adesione ai grandi temi che qualificano appunto l'opposizione di questi suoi compagni, lui non esce dal partito, e di questo ha avuto rimpianto tutta la vita. È ancora in questo diario dell'88, è ancora lì che ripensa a questo errore e al fatto che abbia avuto delle conseguenze. Anche questo lo ha detto Giulia, effettivamente se tra il 66 e il 69 il PC avesse accolto diversamente quelle istanze, ci sarebbe stata una storia diversa della sinistra italiana o della sinistra a sinistra del PC? È una domanda che si sono fatti non soltanto i protagonisti di questa storia, ma anche storici e anche altri intellettuali che hanno seguito questi percorsi. Cesco Chinello lo ha scritto, ebbi orrore di rompere il cordone ombelicale con la madre PC, di trovarmi solo. C'è un bellissimo scambio di lettere con Rossanda nel 69 in cui lui le spiega il fatto che che ha paura di finire in un gruppetto, cioè di perdere, diciamo, una collocazione di massa, però come dire, nonostante lui compia questa scelta di restare nel PC mentre altri suoi compagni invece quel cordone lo romperanno, Cesco Chinello è rimasto un manifestino tutta la vita. Quindi esiste una storia del manifesto anche dentro al PC, credo altri come lui abbiano in qualche modo, in modo nicodemico o non so con quali mediazioni, per esempio con una diversità di cose che si dicevano in certe sedi del partito e azioni, guida di lotte, ed è Rossanda che lo convince a subire questa ritorsione, adesso a noi fa sorridere, che è quella di mandarlo a Roma a fare il parlamentare peones, sostanzialmente, che non conta niente, che va a votare nelle commissioni, ma è Rossanda che gli dice vai lì e intanto stai il più possibile a Venezia nelle lotte, cioè siamo nel 69 e quindi c'è un manifesto che rimane dentro al PC. Devo dire che per me è stato, non ho nessuna esperienza diretta di quel tipo di fedeltà e di disciplina del militante. Quando ho letto nella sua autobiografia che lui nel 72 vota la lista del manifesto, essendo un parlamentare del PC, ho detto caspita, sono abbastanza saltata sulla sedia. Quindi ecco, questo è solo un ricordo, perché giustamente Giulia mi richiamava a questa giornata, una giornata su il manifesto a Venezia. Chinello non fu così coraggioso e conseguente da essere manifesto a Venezia, quindi però fu qualcos'altro, e probabilmente il capostipite di questa gemmazione, ripeto, nella sua fase di guida della federazione di Venezia fra il 61 e il 68, lui fu appunto rimosso prima dello strappo del manifesto, ma sostanzialmente perché aveva espresso delle posizioni che saranno poi quelle che il manifesto porta a compimento. Ecco. Grazie. Do la parola a Nico.
non faccio presentazioni formali perché vi conoscete tutti molto bene, quindi mi sembra che sarebbe un po' ripetitivo. Giulia, è difficile riconoscerci però, hai capito? Vabbè, Nico lo riconoscete però, dai, Nico lo riconoscete. Grazie. Allora, diciamo che la memoria ha sempre il rischio di essere autoreferenziale. Diciamo che bisogna fare uno sforzo, lo cercherò, uno sforzo di volare veloci e sopra ai 1000 episodi che si addensano nella memoria di quel periodo. Io dovessi parlarne in una sede non così, diciamo, colta dei fatti, non così dentro ai fatti, dovessi parlarne in una sede qualsiasi, da qualche parte, direi la mia idea del manifesto è un'idea che dura solo 20 anni, ha un inizio e ha una fine. Dura 20 anni, 10 anni dentro il partito, 10 anni fuori dal partito. Nasce col 60, muore con l'80. Muore con l'80, naturalmente quando dico muore non dico muore tutto, muore il manifesto come idea politica, resta il giornale, un importante giornale, un giornale pieno di roba buona, pieno di idee, pieno di agitazione e di voglia di tentare di capire quello che sta succedendo nel mondo. Io uno dei pochi giornali ancora leggibili assieme all'Avvenire e a qualche altra cosa. Ma finisce l'idea della costruzione di un movimento politico alla sinistra del Partito Comunista, fuori, diciamo così, dalla tradizione della grande tettoia del mondo comunista che ci aveva, dentro la quale avevamo lavorato e armeggiato fino al 69. L'uscita poi in realtà, la radiazione, chiamiamola come, poi vedremo i dettagli, ma forse anche non occorre, è del settembre del 70. Questo ha sorpreso un po' anche i miei compagni, anche la gente che conosce la vicenda. Noi usciamo radiati dal Comitato Federale a metà di novembre del 1970. Quindi dal giugno in cui esce il numero 1 della rivista al novembre, tardo novembre del 70, ancora un anno e mezzo di tormentone. Cosa facciamo? Come ci muoviamo? Ci sono margini? Non ci sono margini? Le cose poi si erano complicate molto, perché alla metà di questo decennio, alla metà degli anni 60, per l'esattezza nell'agosto del 64 era morto Togliatti. E allora lì questo era un tornante, perché morto Togliatti il partito ne uscì tramortito, bisognava ripensare a un modo di essere. Fino al 64 Togliatti aveva un carisma tale da mettere insieme tutti e da portare tutti verso una critica, aveva cercato di portare tutti verso una critica severa al mondo comunista che però non creasse le condizioni per un'uscita. Miracolo che solo lui aveva potuto immaginare e che aveva attratto tutti, cioè piaceva alla Mendola, piaceva a Ingrao, piaceva a Macaluso, piaceva a Napolitano, piaceva ai giovani, piaceva a Rossanda. Quando muore Togliatti, questo problema della compatibilità dei comunisti con tutto ciò che si muove nel mondo entra in crisi. Tenete conto che nei primi anni 60 c'era stato un movimento in Africa, un movimento tellurico, 20 paesi si erano liberati in pochi mesi dal colonialismo e avevano imboccato una strada capitalista che non era sotto la tettoia dei partiti comunisti. Ne parla
Rossanda nella rivista. Nel 60 la riunione a Mosca dei partiti comunisti aveva messo insieme 81 rappresentanze. Quando nel 69 rifanno la conferenza dei partiti comunisti a Mosca, un grande casino sotto il cielo. È nata nel 69, è nata a partire dal 56, immaginate, fate il conto di tutti i bollori e di tutte le cose che erano sfuggite a un'egemonia del mondo comunista. Nel 56 sono i grandi scioperi tedeschi e polacchi, roba enorme. Danzica nel 56, uno sciopero veramente impressionante. I tedeschi, gli ungheresi non spendo parole perché ce li ricordiamo, gli ungheresi poi pesano particolarmente, la vicenda ungherese ci calpesta proprio gli equilibri, perché li abbiamo qui, cioè loro vengono a Portogruaro, dalla Portogruaro e da Tisana, in un grande campo di profughi, e noi possiamo intervistarli. E andiamo a intervistarli ed esce un libro curato da Giorgio Chiesura e Inaudi che si chiama Non chiedete il mio nome. Non so se qualcuno lo ha intercettato. Eccolo qua. tutti i numeri, 72, 379. Sono più rispetto. Poi parleremo dello strappo e degli 8 firmatari, allora verranno fuori le cose di quartiere. Sì, dicevo che dal 56 in poi il mondo aveva mandato segnali che dicevano chiaramente in Africa, in America Latina, perfino in Asia, perché tutta la vicenda del Vietnam degli anni 60 era stata qualcosa che era sfuggita alla grande tettoia del mondo comunista. E prima ancora, nel 48, la Cina, che aveva imboccato un'altra strada e aveva rivendicato un'altra strada. E noi, sinistra dentro al PC, ogni volta festeggiavamo quando un gruppo dirigente non comunista imboccava una strada rivoluzionaria. Ci pareva un segno meraviglioso dei tempi. E invece nella Piazza Rossa e nelle piazze rosse in giro per l'Europa, PSEF, PC e anche quelli più piccoli, si piangeva perché qualche cosa stava sfuggendo. Quando quindi nel 69 si rifece la conferenza, disastro, mancava, già nel 60 non avevano ammesso Castro, e 2 anni prima Castro aveva preso Cuba. Castro, insomma, il movimento di Castro e Guevara avevano preso Cuba, ma non erano stati inseriti nella lista dei comunisti nella conferenza comunista internazionale. Quindi noi piano piano nell'arco di 10 anni ci eravamo dotati di un pantheon di nuovi rivoluzionari che stavano dimostrando la forza della nostra idea, la forza di questa idea intrigata che chiamiamo ingraismo, che però è molto più che ingraismo, poi dirò cosa su questo. Sì, è vero che lui aveva questa straordinaria capacità carismatica di convincere, di essere veramente un po' il papà, ma io penso che i fili che durante il decennio 60 hanno intessuto questo, che poi è diventato lo strappo del 69-70, erano molteplici. Diciamo almeno 4.
c'era un filo diretto, i telefoni bollivano negli anni 60 tra periferia e centro del partito, era veramente un aver bisogno di sentirci reciprocamente. Il primo era quello fra Nono e Rossanda, un filo diretto, proprio anche notturno. Gigi poteva svegliarmi alla mattina alle 9 per dire: Nico, ho parlato con Rossanda stanotte alle 4, mi ha detto che... Cioè un clima di grande tensione e di grande voglia, connesso poi anche a questo episodio che voi conoscete tutti, dell'intolleranza e della fabbrica illuminata. Nono aveva un passaporto, diciamo, uno statuto di intellettuale che gli concedeva molti spazi più di noi. Nel 65, a giugno del 65, a Treviso aveva, scherzando gli dicevo sempre inflitto, ma aveva donato a un'assemblea di un migliaio di comunisti di fabbrica un pezzo difficilissimo, acrobatico, veramente ermetico, dedicato a Scarpa, 5 minuti dedicati a Carlo Scarpa, uno dei pezzi più difficili di tutta la produzione di Nono, ottenendo alla fine una standing ovation interminabile da operai, contadini, gente che veniva da tutto il Veneto, si è ritrovata in una... E a tutta evidenza contava la vicinanza, contava l'affinità elettiva di idee e di politica. E c'era questo clima, quindi Nono, Rossanda capeggiava la Commissione Culturale Nazionale, Nono aveva qui questo statuto speciale, la sua relazione anche connessa con la critica al mondo sovietico dovuta, ecco qua un altro eroe dei tempi loro. Quindi Nono, Rossanda, il mondo culturale. Poi c'era Cesco Chinello e Pietro Ingrao, altro filo diretto, altro bisogno di intensificare i rapporti. Noi stavamo vivendo un enorme problema nei primi anni 60, che era l'idea della terza zona industriale. Cioè questi volevano prendere 4.000 ettari di laguna e trasformarli in zona industriale con un quinto centro siderurgico. E noi mostrammo come questa cosa era organica all'idea di perdita di dimensione, di perdita di misura del capitalismo, un'idea che avrebbe messo in crisi tutto l'assetto di una vasta regione, che comprendeva una certa idea di sfruttamento dell'acqua con le centrali, una certa idea di sfruttamento della manodopera, una certa idea dell'uso, diciamo così, diretto e gratuito delle infrastrutture ferroviarie, portuali, panchine, eccetera. Un'idea che era nata nel 1914 e poi via via realizzata per la prima zona del 25, Cesco Chinello ha scritto delle cose molto puntuali su questo, e che poi via via stava per avere nel 60 la enorme, devastante incursione del mondo chimico. Ma non bastava, seconda zona chimica, grande lotta della Sirma per dimostrare che lì non c'era salute, capita addosso questo maglio feroce della terza zona, la quale terza zona riesce e noi restiamo soli come cani qui, soli nei confronti dei cattolici, soli nei confronti dei cattolici progressisti. Dorigo con quest'Italia accetta questa idea che dice la laguna è sempre stata toccata nella storia, sono 3.000 anni che la laguna è governata dall'uomo, si fanno le case, le strade, le cose, è per via archeologica. Perché no? Perché noi a metà del XX secolo non possiamo dotarci di una nuova, grande
idea industriale moderna. C'era di mezzo, insomma, sotto qualche cosa che poi verrà a maturazione e che oggi è il nostro pane quotidiano ormai, l'idea dei limiti della modernità. Non posso dire che ne eravamo consapevoli, posso però dire che avevamo aperto una battaglia veramente isolata e solitaria su un terreno che poi via via si sarebbe dimostrato, diciamo, cruciale. Su questa vicenda della terza zona ci dette una grande mano Luciano Barca e con lui Lucio Magdi, che lavorava con Barca, e che cominciava a venire anche a Mira, dove Giorgio Leandro era consigliere. Le riunioni sulla terza zona, se non vado errato, almeno un paio di volte sono venuto anch'io, erano con Lucio Magri. Il centro del partito era rappresentato da un uomo che era della sinistra del PC. Curioso, perché poi nel partito la destra del PC, farò nomi di amici, ma di destra, insomma, del partito, i Pellicani, i Pagnin, tutti gli amici della Federchimici, Novesan, come? Federici Angelini. Federici Angelini non solo di questo gruppo. Allora poi Sì, sì. Comunque, insomma, noi eravamo veramente... Cesco riuscì a portare la Federazione di Venezia nel suo insieme a un documento contro la terza zona, come un lavoro enorme fatto alla base. Forse qualcuno di voi si ricorda, insomma, queste riunioni feroci che duravano fino alle 4 del mattino. Quindi diciamo che durante tutti gli anni 60 avevano lavorato questi fili, e poi ce n'era un quarto che forse qualche volta si dimentica, che io non dimentico, e che proprio recentemente, andando a scartabellare certi materiali del Fondo Trentin, ho ritrovato il ruolo di Bruno Trentin. Il ruolo di Bruno Trentin, che aveva la sorella a Venezia, che non perdeva una volta di incontrarci, di chiederci di vederlo, e quindi in casa di Franca, 7, 8, parliamoci chiari, c'era la frazione, è un tabù dirlo, ancora oggi tremo nel dirlo, ma c'era un lavoro frazionista. Ci vedevamo in casa di Franca Trentin, Bruno ci raccontava un po' di tutte le cose che stava elaborando, era molto avanti sul terreno dell'elaborazione dei consigli di fabbrica, cosa che poi divenne, ecco, l'idea dei consigli di fabbrica e del recupero gramsciano a pieno titolo sul terreno della fabbrica fu di Trentin, non di Ingrao, e Ingrao però la accolse con molta forza e le dette il suo marchio di fabbrica. Insomma. Quindi diventò un dibattito aperto. Il dibattito aperto, l'11°, è già stato citato, la famosa frase di Ingrao: non sarei completamente sincero con voi se non dicessi che queste tesi non mi piacciono, e crollò il mondo. È una frase che si usano ogni tanto. Non sarei sincero del tutto con te, Marina, se non dicessi che non sono d'accordo con te. È diventato un classico, un topos. E lì Amendola rispose in modo assolutamente maldestro, evidentemente non aveva capito che i tempi erano cambiati, proponendo su Rinascita la riunificazione con i socialisti, dicendo che avevamo sbagliato nel 21. Quindi lì, a quel punto, non c'erano più mediazioni possibili, lì c'era una situazione polarizzata, e quella situazione polarizzata durò tutta la seconda parte degli anni 60 e arrivò fino alla rottura. La rottura, la cosa venne affidata, la pratica venne affidata, sì,
scusate, grazie, devo smetterla. La cosa venne affidata a Berlinguer. Berlinguer tentò, adesso Luciana forse è più informata di me su questa fase, tentò più o meno di cercare di capire che cosa volevamo, che cosa volevano questi qua, e poi finì però che non si riuscì a trovare una mediazione, e nel frattempo ad agosto del 69 c'era stata l'invasione di Praga, un ragazzo si era bruciato vivo, cioè non c'erano modi di mediare, e venne quindi il momento dello strappo. Lo strappo è molto ben documentato da questo foglietto, da questo foglione Iniziativa Comunista, che si potrebbe anche ripubblicare o ristampare così com'è con fotocopie, perché è molto prezioso, cioè c'è un documento nazionale, obiettivi e organizzazionali, cosa sta succedendo nazionalmente. Non so se alcuni di voi se lo ricordano. Poi c'è la proposta politica nostra, locale, che appare come lettera letta dal compagno Granziera al Comitato Federale. Una roba pubblicata in corpo 7, forse 6, praticamente illeggibile, con una lunghezza da enciclica papale, perché una delle cose che è cambiato nel mondo è la pazienza di leggere. Cioè allora io mi ricordo il compagno Bosello del Dolo che aveva fatto appunti con la lente di ingrandimento per leggere, il compagno era un compagno operaio, con la lente di ingrandimento per riuscire a leggere questa roba che era pubblicata in corpo 6 o 7, non so, e sulla quale aveva fatto i suoi appunti. Questa cosa andò in giro, andò nelle sezioni, due dei firmatari della lettera della sezione della Giudecca, Gualtiero, che è qui, e Walter Parmigiani, che non c'è più. Parmigiani era segretario della sezione, Gualtiero era nel comitato direttivo della sezione, ma poi ci furono insomma una quantità notevole, io li ho segnati adesso, purtroppo avrei bisogno anch'io della lente di ingrandimento, ma fate conto che fu firmato dal segretario della Camera del Lavoro, che tutti ricorderanno, Umberto Conte, no? Qualcuno lo ricorderà. No, 70, novembre del 70. Sì, per l'esattezza novembre, e poi qui ci sono anche annunciati i primi due incontri ufficiali a Venezia, uno di Granziera e Pintor a Porto Marghera il 13 novembre e uno di Pintor e Rossanda nell'aula magna degli UAV il sabato 14 novembre. Quindi novembre 70, l'uscita è molto ben datata. Cerco di leggere questo punto che dice quanti altri avevano firmato. Il segretario della Camera del Lavoro, il responsabile della FIOM, il responsabile dei braccianti, il responsabile dei chimici, membro del comitato centrale, il responsabile dell'abbigliamento e dei calzaturieri, il responsabile del comitato cittadino di Venezia, Federici, qualcuno che va a citare, quello della zona di Mestre, Angelini, che qualcuno citava, un deputato, Cesco, i capigruppo consigliari della provincia e del comune, gli operai dirigenti del partito all'Italsider, alla Sava, al Petrolchimico e il responsabile dell'organizzazione. Avevano aderito alla lettera, ma al dunque c'è una testimonianza molto toccante che dice: noi siamo tutti figli della Piazza Rossa, siamo figli di Lenin, della Piazza Rossa, dei fronti popolari, e non c'è niente da fare. Quindi alla fine ci ritrovavamo in 8 a firmare questo documento.
5 sono qui, 5 sono qui, 4 balli architetti, allora grosso modo trentenni, forse un po' meno di anni, e un baldo giovanissimo, allora cantautore, insegnante elementare e cantautore, Gautiero Bertelli. Mancano purtroppo Pere Granziera, che fu, dobbiamo dirlo, io ho cercato di organizzare recentemente con qualcuno, un cristiano, una cosa pubblica, dobbiamo dirlo, il vero protagonista, dopo Cesco, di tutta la faccenda. Io mi ci metto dopo, cioè, sono loro due, insomma, che è l'unica federazione in Italia che ha il segretario e di fatto il vice segretario, perché dirigeva Marghera, Porto Marghera, quindi di fatto il vice È segretario. responsabile della Porto Marghera. Porto Marghera, appunto, Granziera era responsabile del lavoro operaio a Porto Marghera, e nel 69 erano già avviati molte cose a Marghera, c'era stata tutta la lotta della Sirma, cioè se pensiamo agli anni 60 a Porto Marghera abbiamo un bel lavoro da fare, se volessimo farlo, compresa un'occupazione della ferrovia, che qualcuno vedo assente e ricorda. Non so se Cesco ne parli in queste... No, ne ha parlato nei suoi libri, non nei Sì, diari. ma vi assicuro che gli anni 60 a Porto Marghera furono anni veramente molto importanti e molto violenti. E poi noi trovammo, quando cominciamo a lavorare come iniziativa comunista autonomamente, trovammo già lì, che so io, potere operaio con Sbrogiò al petrolchimico, Manotti stesso, che in quella fase venne con noi, ma era tintinnante, era con potere operaio, era poi dentro il PC, non aveva lasciato il posto da direttivo del sindacato, poi era con noi, ma molti, insomma. Marghera era molto, sobbolliva dopo la grande epica lotta della Sirma, 64, 65. Poi comprende una lettera toccante di Walter Parmegiani, che dice: ma io sono un neturbino e aderisco, perché e dice delle cose veramente grandissime. Mentre il sindacato faceva le lotte, il partito faceva la propaganda. Cioè ce l'ha col partito, perché il partito non ha capito una delle 3 grandi questioni che noi ponemmo con l'iniziativa, prima in Graiana e poi esterna, che erano la prima la questione internazionale di cui vi ho parlato, cioè il fatto che ormai da tutte le parti scappavano i movimenti veri anticapitalisti e anticolonialisti dall'alveo comunista. La seconda era questa questione, cioè l'idea che sindacato e partito non erano la stessa cosa. Il partito non doveva appoggiare il sindacato nelle sue rivendicazioni, il partito doveva capire le rivendicazioni del sindacato e trasportarle sul terreno politico. Quindi doveva fare... Come? Ciglia di trasmissione. Sì, non doveva costringere il sindacato ad essere una cinghia di trasmissione, così come non doveva il partito essere a servizio del sindacato. Erano 2 mestieri diversi, paralleli ma indipendenti, che dovevano puntare allo stesso obiettivo, e di questo era teorico e poi anche scrisse da par suo Bruno Trentini, cioè l'idea che il sindacato lavora su di un terreno rivendicativo che oggettivamente diventa irriducibile, cioè se tu fai bene il mestiere del sindacato poni un problema politico, di questo problema politico deve occuparsi il partito. Questa era la seconda questione. E la terza era che in quegli anni c'era un governo Colombo De Martino, quindi una versione del centro-sinistra già spostata, diciamo, secondo loro a sinistra, che stava tentando disperatamente, stava tentando disperatamente di spostare l'asse politico a destra. Questa ossessione di spostare l'asse politico a destra, la Democrazia Cristiana l'ha sempre vissuta a partire dal dopoguerra. C'era stato nel 60
tentativo Ronchi, Presidente della Repubblica, Tambroni incaricato, vi ricordate, di sdoganare le messi a Genova, che aveva portato a morti e feriti nelle piazze italiane. Quel 1960 è un tornante che non è molto ben entrato nella letteratura e nella testa di chi ricostruisce la storia del dopoguerra. Giulia sa che io insisto da tempo che bisognerebbe occuparsene seriamente, perché lì accade una rottura, accade un trauma. Cioè lì per la prima volta in Italia nel dopoguerra il prodotto del miracolo, che era un'enorme massa studentesca universitaria e un'enorme massa di lavoro dipendente, si ritrovarono all'appuntamento. Cioè, le grandi manifestazioni del luglio 60 furono per la prima volta manifestazioni studenti, operai uniti nella lotta, e questo costruì un fenomeno di deflagrazione politica. Quindi le tre ragioni fondamentali, e finisco, per le quali si arrivò allo strappo furono una lettura diversa delle questioni internazionali. A noi piaceva molto La lunga marcia di Mao, a Amendola non piaceva per niente. Adesso schematizzo perché capiate qual era la questione del rapporto partito-sindacato, Trentin da una parte, il recupero di Gramsci, consigli, rapporto partito-sindacato, dall'altra invece il sindacato faceva il suo mestiere, che era un po' più di salario, non rompa le scatole. E terzo, questo problema dell'asse politico, noi giudicavamo lo spostamento dell'asse politico a destra un fenomeno organico con la DC in Italia, altri giudicavano invece diciamo così, un naturale tentativo di trovare nuove alleanze. Questo tra l'altro discendeva da una visione strategica che nasceva da molto lontano, dai fronti popolari degli anni 30. Vale a dire, quando tu costruisci una situazione socialista, Rossana su questo è implacabile, e io ero molto d'accordo con lei, per quel che vale. Quando tu costruisci un socialismo, porti un paese su un terreno ambiguo. Da quel terreno ambiguo può nascere di tutto. Devi sbrigarti a farlo traslocare su un terreno comunista. Se non ti sbrighi, lui resta disponibile a un riflesso d'ordine. Perché c'è un momento del guado in cui c'è un grande casino, un grande problema delle condizioni di vita, e o tu lo chiudi da una parte o tu lo chiudi dall'altra, o torni dietro dal guado o vai fino in fondo al guado. Quindi tutte le tesi erano maturità del comunismo. Noi siamo in una condizione in cui non possiamo fermarci a metà, abbiamo prodotto, c'erano le lotte, se guardate i giornali locali, i giornali quotidiani degli anni del 69, è impressionante, l'Italia bolle dappertutto, e in tutti i settori, quindi operai, studenti, trasporti, un grandissimo casino, uno sviluppo fuori misura. A quel punto tu hai costruito una condizione ambigua, tutto è possibile, se ti sbrighi e porti fino in fondo il processo e vai al comunismo, oppure lasci che sobbolla la situazione e questa è disponibile. E la DC dimostrava questo, che ogni volta tentava di... Quindi uno dei veri elementi del dissenso era il giudizio sullo sbocco che dovevano avere queste grandi trasformazioni del capitalismo, questa grande, enorme, poderosa ondata di liberazioni anticoloniali e anticapitalistiche nel mondo, e questa grande carica anticapitalistica contenuta dalle lotte operaie studentesche in Italia. Allora, di tutta questa magnifica, interessante storia che ci ha raccontato Nico, io di questa parte non mi è appartenuta, nel senso che sono arrivata a Venezia a metà del 1969 e mi sono chiesta che cosa ho pensato,
quanto mi abbia riguardato tutta la vicenda di cui Nico ci ha parlato con tanta chiarezza e in modo così appassionato. E mi sono chiesta che cosa appunto ne avevo pensato, e prima ho bisogno di contestualizzare questo mio arrivo a Venezia, altrimenti credo che sia un po' difficile capire questa mia testimonianza, che se può avere un valore lo può avere solo attraverso un primo passaggio. Non che voglia raccontarvi la storia della mia vita, non preoccupatevi, cercherò anche di essere breve, ma voglio riferirvi una cosa veloce. Nel 1968, avendo finito a Firenze gli esami all'università, ero ritornata a Mantova, che era la mia città natale, alla quale mi legavano molte relazioni, molti affetti e molti rapporti, e lì avevo incominciato a partecipare ad una molto formativa, interessante, fondamentale per me esperienza di volontariato di un gruppo che aveva al suo interno sia un pezzo di mondo cattolico del dissenso, sia un gruppo di compagne e compagni che erano stati all'interno del partito, molto giovani, che erano stati all'interno del Partito Comunista, però avevano in qualche modo incominciato ad avere dei dubbi, e questo gruppo, con relazioni anche abbastanza complicate e difficili ma molto interessanti, mise insieme un'attività di volontariato, come dicevo, che vide il doposcuola, la scuola operaia, una serie di iniziative politiche nella città. Io venivo tra l'altro dall'esperienza dell'isolotto a Firenze, quindi questo mondo era per me un mondo molto, molto importante. Nelle elezioni del 1968, in cui votai per la prima volta, e mi pare di ricordare, non so perché, di aver votato solamente per la Camera, invece, perché allora per il Senato si votava giusto. Questo gruppo, tranne quelli che erano molto rimasti legati alla loro appartenenza comunista, decise di votare per lo PSIUP, cioè ritenne che il voto al Partito Comunista fosse un voto completamente sbagliato. D'altronde in quegli anni gli studenti di architettura, che io ben conoscevo, andavano a votare, il potere nasce dalla canna del fucile, non votavano per il Partito Comunista. Quindi nasce questa mia esperienza mantovana, che appunto è quella di, con questo piccolo bagaglio del movimento studentesco fiorentino e queste cose che ci tenevo a dirmi, vengo a vivere a Venezia per motivazioni del tutto personali. Quindi in questo caso quello che succede al manifesto, la nascita della rivista prima di tutto ci colpisce per il suo interesse, perché ha un grandissimo interesse politico per i temi che affronta, ma la radiazione di Rossanda, Pintore, eccetera, dal partito Comunista diventa solamente una conferma del fatto che il Partito Comunista abbiamo fatto bene. Io parlo al plurale perché parlo sempre di un gruppo, poi parlerò anche da sola perché sono presenti alcuni che hanno partecipato di questo percorso della mia vita, magari si ricordano altre cose e hanno cose diverse da dire. E quindi quando vengo a Venezia io non so niente di tutta questa storia che ci ha raccontato Nico praticamente, invece immagino e penso che la mia collocazione sia e debba continuare all'interno dei gruppi, no? Dei movimenti politici che allora si formavano, che si erano già formati. Il primo, qui diceva Nico prima, era stato Potere Operaio, ma poi era nata Lotta Continua, avevo incontrato a Mantova, venivano da Milano gli operai di Lotta Continua a parlarci, a Venezia erano nati un gruppo
infinito che voi ricorderete di movimenti marxisti, leninisti che andavano da rivoluzione ininterrotta all'avanguardia proletaria maoista, ai circoli di massa della dirigenza dell'avanguardia operaia maoista, eccetera. Quindi c'era il piccolo gruppo, c'erano anche i trotskisti, adesso non è per fare dell'ironia perché erano cose veramente. E allora mi sembrò che quello era un percorso interessante che potevo fare e quindi per circa un anno lavorai si può dire quasi a tempo pieno in lotta continua. Lotta continua aveva una sua base, un suo riferimento a Ca' Foscari, nella famiglia Boato, vivevamo praticamente a Dogadum, avevamo si faceva un grosso intervento soprattutto politico nelle fabbriche. Ma è un po' difficile portare avanti questo tipo di esperienza e in molti che eravamo presenti in questo percorso di lotta continua, Cecchetti che è andato via adesso è arrivato dopo, però in questo percorso, e si pensa che sia possibile cambiare, che non vada bene insomma questa esperienza di lotta continua. Un breve passaggio attraverso un gruppo marxista-leninista per avere l'idea che si poteva essere un po' di ordine nella mente invece della confusione che ci aveva fatto lotta continua, passa un anno e poi praticamente ciascuno per suo conto decide di orientarsi verso il gruppo, perché di gruppo si trattava, che più ci sembrava corrispondesse ai nostri desideri, alle nostre esigenze, non alla nostra storia, perché non era la nostra storia, perché eravamo comunisti, ma non eravamo stati del partito comunista. E così entriamo in alcuni con Maurizio Maddalena, ma ce ne sono qui altri, io credo forse di essere stata tra i primi, ma può essere che sia sbagliato e non ne ho neanche un ricordo preciso. Decidiamo di incominciare a lavorare con il gruppo del Manifesto. Avrei anche tanti nomi da fare, di tante compagne e compagni che poi se ne sono andati via da Venezia oppure non ci sono più. Ma incominciamo questo lavoro e ricordo bene la sede, c'è una questione delle sedi interessante che abbiamo ricordato l'altro giorno con Nico per telefono. La prima sede è la casa di Nico Luciani, data da Pintor, è l'indirizzo di Nico Luciani, come si fa per le associazioni per quando si è in pochi. Però poi abbiamo per un certo periodo di tempo, non lunghissimo, una sede ai Carmini, dove adesso c'è Pulisecco. È la settima sede, quella dei Carmini. Sì. Dei Carmini, a Venezia. Sì. Allora, Beh, Dorsoguro 728, Casa Luciani, Mestre, via Filzi, sì. Ma Marghera, Dove avevamo Sant'Antonio, fatto quello la sì. tipografia, Quello gli sì. artigli avevamo la tipografia. Sì. Marghera, casa Sant'Antonio, Sì. E poi Viale Garibaldi, Vale Garibaldi. Cannareggio ex Psiup, Carmine era prima dei Filzi. Ah, certo. Cannareggio Ormesini e finalmente Carmine. No, Carmine era prima. No, non è così. Va bene, comunque dai, ricostruiremo la memoria delle sedi. Per me la prima sede, quella dove nel 72 ci sono le giornate del cinema in alternativa alla mostra del cinema, è la sede dei Carmini, è la sede dove vengono Petri, dove vengono i registi che stanno in campo Santa Margherita a proiettare i film, è questa sede, e in quella sede che peraltro due giovani fascisti, uno si chiamava Tenenti, l'altro non me lo ricordo, a cui danno, secondo le migliori tradizioni, danno fuoco, viene bruciato tutte le cose che c'erano dentro, loro vengono anche condannati per questa cosa, abbiamo un risarcimento e poi alla fine
in realtà prevale nella mia memoria, perlomeno negli anni che ci separano dall'unificazione con lo PSIUP, prevale nella mia memoria lo spostamento a Mestre, cioè gli anni tra il 72, il 73 e il 74 sono anni in cui nella sede dietro l'ospedale, poi nella sede di via Sant'Antonio, poi vicini a Di Pipero, ormai adesso gli anni non me li ricordo esattamente, noi portiamo avanti come manifesto, come gruppo del manifesto, un lavoro politico che è sia un lavoro politico diciamo così, legato a tutte le vicende di cui ha parlato Nico, certo molto faticoso, no? Perché non è più il Partito Comunista, quindi è anche difficile, ma soprattutto va avanti un grosso lavoro all'interno delle scuole e all'interno dell'università. Moltissime arrivano a Venezia a insegnare all'università, Francesco Indovina e Arnaldo Cecchini, ci sono molti studenti sia medi che universitari che costituiscono i collettivi del manifesto, perché l'organizzazione era quella dei collettivi, mentre invece noi, dico noi per dire questo gruppo di insegnanti che era abbastanza numeroso nella sua adesione al manifesto, si struttura sotto forma di collettivo e ha una presenza nel territorio non solo veneziano, perché non tutti insegnavamo ovviamente a Venezia, ma si struttura nel territorio e avrà una sua importanza quando nel 1970, allora premetto, scusate, ho saltato una cosa, Lidia Menapace, che era una delle dirigenti che molto spesso veniva a Venezia, aveva un forte legame oltre a Rossanda con la città e col gruppo politico del manifesto, aveva dato come indicazione, adesso forse un po' discutibile ma piuttosto interessante per quei tempi, a noi insegnanti e lavoratori o lavoratrici della scuola di non iscriverci al sindacato scuola, di non iscriverci alla CGIL, perché il neonato sindacato scuola avrebbe potuto diventare, essendo il sindacato degli insegnanti che fanno un certo tipo di mestiere, avrebbe potuto diventare un sindacato corporativo e quindi era importante costruire nelle strutture territoriali e nelle scuole invece una presenza politica sulle posizioni politiche del manifesto. Quando nel 1974 inizia il percorso di unificazione con lo PSIUP per portare al PDUP per il comunismo, non ricordo esattamente proprio siccome il percorso, come sapete, è stato un percorso che è durato 2 anni, è andato dal 74 al 76, quindi la data esatta non potrei effettivamente dirla, ma quando c'è l'assemblea di unificazione a Palazzo Sherman con i delegati, è il giorno in cui si costruirà a Venezia, si costituirà il PDUP, Elio Giovannini, che era presente per lo PSIUP ed era in segreteria nazionale della CGIL, ci guarda e dice, cosa che non potrò mai dimenticare nella mia vita, e adesso voi, indirizzato agli insegnanti del manifesto, la dovete smettere di fare i guardoni e vi iscrivete tutti alla CGIL scuola. E così noi capiamo che c'è una linea che in fondo poi è una linea che noi accettiamo, ma nel senso che forse molti di noi si erano già iscritti alla CGIL scuola, forse molti di noi erano interessati appunto ad avere sia un partito, un gruppo, ma anche un sindacato, e però credo sia importante dire che in questa, per esempio è il mio punto di vista,
abbiamo portato l'esperienza che avevamo fatto nelle scuole come collettivo del manifesto, l'esperienza politica sulla scuola, quello che avevamo prodotto, ce lo siamo portati dentro il sindacato, e questo credo che sia una cosa molto importante. Ricordi, sono arrivata al 74 all'unificazione col DUP, ma vorrei ritornare un attimo al discorso delle sedi, al discorso delle scadenze importanti che abbiamo avuto in quegli anni, oltre al discorso delle giornate del cinema che si fecero anche poi nel 73 e in cui fummo presenti. Ci fu la campagna elettorale del 1972, su questo diciamo che dovremmo riuscire forse a trovare materiali, a fare un approfondimento. La scelta di avere capolista Valpreda fu una scelta, a mio modo di vedere, per quello che era successo a Piazza Fontana e nel processo, nel mio ricordo assolutamente condivisa, e ci fu una campagna elettorale molto forte, con grande presenza, molto appassionata. Mi pare di ricordare che Rossanda sia venuta qui sia nella campagna sia nel 72 che nel 76, e quindi diciamo questo fu un altro dei nostri impegni importanti. Finisco, ho quasi finito, perché voglio solo aggiungere poche cose, poche cose ve le ho già dette. Ecco, come vi ho già detto, l'intervento fondamentale è stato quello sia a Marghera, ma soprattutto l'intervento delle scuole, in cui spero poi che qualcuno di voi possa intervenire e possa integrare. Perché qui c'è un momento, per me, in cui la memoria si sovrappone, no? In che senso? Nel senso che quando noi facciamo questa assemblea e diventiamo DUP, è come se io non avessi... Per il comunismo. Come se io non avessi la sensazione che per noi fosse cambiato qualcosa. Può essere che in questo io sbagli, può essere che sia appunto la famosa memoria autoreferenziale di cui parla Nico. Perché io ho un ricordo di quegli anni, per esempio la pupa Zaghini, che qua mi ricordava, io ero convinta che fosse molto prima, che la casa di Via Altobello, dove stavano lei, Franco Azara, la Chiara Bonno, abbiamo passato metà della nostra vita di quegli anni, ce l'avevano dal 1974, quindi tutto questo periodo di cui vi ho parlato prima, no? Loro non c'erano, però loro vengono e sono compagni compagni, vengono dal manifesto, no? E quindi noi, secondo me, il mio pensiero è che abbiamo avuto molta forza all'interno, a Venezia, all'interno, che non posso giudicare rispetto alle altre cose, molta forza all'interno di questo processo di unificazione, che a Venezia il gruppo del manifesto che già c'era, ma quello che poi si è costituito attraverso l'arrivo di molte compagne e molte compagne e compagni, è stato dominante in quello che il DUP per il comunismo ha fatto e il lavoro che ha fatto. È problematico. E ha creato qualche problema. Ecco, sì, certo. Quanti voti avete preso a quelle elezioni? Alle quelle del 72? Sì. Nel 72, a Venezia non lo so, a quelle nazionali lo sai. Sì, no? infatti non lo diciamo neanche, magari. Ma perché secondo me, ma questo forse non è il mio pensiero, ma secondo me certo la proposta dell'unificazione tra il manifesto e lo PSIUP nasce all'indomani di questa sconfitta elettorale di tutti e due. Peraltro col fatto che mentre il manifesto aveva fatto il quorum a Roma e Valpreda viene comunque eletto, lo PSIUP non ha fatto il quorum da nessuna parte, quello PSIUP per il quale avevo votato, è il mio primo voto gettato, ma poi ne ho dati anche degli altri, quindi non è che
che sia stato sempre un volto. Ecco, mi pare di avervi detto, ecco, un'ultima cosa, voglio dire che per me le riunioni, due cose sono fondamentali da sottolineare. Nico ha già parlato del giornale, cioè quando nasce il giornale è un punto di riferimento fondamentale. Non è un giornale qualsiasi, non è un giornale solamente bello da leggere che ci dà la linea, è un piccolo giornale a cui noi possiamo scrivere e dire: oggi il collettivo del manifesto nella scuola Dandolo ha fatto la tale cosa, cioè è un giornale che si fa anche carico di dare, all'inizio si fa carico di dare notizia di quello che il gruppo del manifesto e il movimento collegato al manifesto, quindi il giornale è una cosa fondamentale, poi con tutti i problemi che verranno fuori. E l'altro appunto è questa, e finisco, ho già citato, no, delle presenze di Rossanda, di Menapace, spesso a Venezia, del fatto che il gruppo dirigente del manifesto è stato molto vicino a questo, negli anni, a questo gruppo veneziano, in modo estremamente formativo, democratico, educativo per noi, e di questo credo che sia stata una scelta molto importante. Grazie. Grazie Marina, adesso invito a intervenire Cristiano Gasparetto, vi prego di tenersi su un quarto d'ora, e anche un quadro generale è stato dato, per cui la cosa che ci interessa forse a questo punto è soprattutto la tua esperienza e il tuo percorso attraverso questa storia. Intanto mi scuso, si dimostra che l'età delle volte rincoglionisce un po', quindi mi ero scritto un'ora dopo. Ho sentito la parte finale della relazione di Nico ed è, come dire, esattamente sulla scala delle cose che mi ero appuntato, perché ricostruisce, secondo me, molto fedelmente quel periodo. A me sembra molto importante, e su questo vorrei tentare di dare un piccolo contributo, insistere per quanto riguarda la storia del manifesto, che è una storia complessa e, come diceva Marina, poi porta a un esito un po' curioso rispetto alle premesse, quando si unifica col PSUP e dà origine al PDUP, che è una cosa diversa e che, apro e chiudo parentesi, secondo me è molto interessante perché è ben raccontato nell'ultimo grande libro di Lucio Magri, quello del Sarto di Ulm. Ma è una storia diversa dal manifesto, anche se Lucio Magri all'inizio è stato un elemento portante della storia iniziale di questo gruppo politico. Io credo che sia molto importante, io non sono uno storico, gli storici dovrebbero poi fare, noi possiamo dare un contributo in memoria. Io credo che gli storici dovrebbero partire dagli anni 60, perché il nodo vero, tutta la vicenda del manifesto ha le sue radici ovviamente all'interno del Partito Comunista e all'interno dello sviluppo italiano, quindi dentro una società che da contadina diventa dapprima contadina industriale e poi industriale, e nella storia di questo particolare Partito Comunista, molto diverso dagli altri italiani. Gli anni 60, perché negli anni 60, io metto soltanto 5-6 paletti, avvengono dei fatti ai quali anch'io e credo Nico Luciani e altri hanno partecipato nella prima fase del manifesto. Negli anni 60 abbiamo, quando per la prima volta si tenta di sdoganare l'MSI all'interno dell'arco costituzionale, quindi con l'esperienza Tambroni, i movimenti di piazza che il 5 luglio fanno 9 morti a Licata, no, un morto a Licata, a Roma il 6 luglio ci sono dei morti, il 7 luglio a Reggio Emilia, l'8 luglio a Palermo altri 3, e quindi c'è una parte della società italiana, della società, che rifiuta questa ipotesi. Ma questa ipotesi è certamente l'ipotesi di una svolta, come dire, è alla base della svolta che porterà poi nel 63 al centro-sinistra, mi pare con Moro.
ma prima porterà Fanfani e poi il centro-sinistra con noi. Ma è, come dire, anche l'apertura di una frattura che avrà delle conseguenze fino all'ultimo della storia del Partito Comunista. Ed è la frattura tra coloro che pensavano che quello sviluppo capitalistico, sia pure governato da forze, tra virgolette, socialiste, era un elemento positivo, e coloro che dicevano che quella storia, che quello sviluppo non aveva uno sbocco rispetto a quei bisogni che la società e il comunismo, secondo molti di noi, poneva. Quindi è una rottura, è una frazione dentro il Partito Comunista. Io ricordo, e questo è come ricordo, lo do perché in parte nei libri di Cesco queste cose di Chinello sono scritte tutte, ma è molto importante che Cesco Chinello in quegli anni, nel 60, avendo un rapporto molto stretto con molti studenti di architettura, non casualmente non solo Giorgio Leandro, io, Gianni Fabri e altri studenti, altri di cui in questo momento non ricordo il nome, erano stati messi da Cesco Chinello a fare i consiglieri comunali in 3 o 4 comuni della Gronda lagunare. Io ho fatto il consigliere comunale fino quasi all'ultimo, perché dopo la radiazione mi sono dimesso, si usava essere anche corretti da questo punto di vista, a Spinea, altri erano a Campolongo e altri comuni della Gronda. E come dire, c'era, prima ancora della mia iscrizione, che avviene nel 63 nel Partito Comunista, era frutto anche di un crogiolo politico-culturale formidabile in quegli anni alla scuola di architettura, dove alcuni professori, penso a De Carlo essenzialmente, ma non solo, inserendosi all'interno di uno scontro politico che c'era tra Ugi e Onuri, che erano le due rappresentanze politiche trasformate a livello studentesco, che apre a un dibattito grandissimo. Mi pare che in quegli anni Luciana viene una volta a Ca' Giustinian con Occhetto, perché dirigeva, mi pare, Nuova Generazione, e porta all'interno della scuola e per gli rami, quindi anche noi all'interno e vicino al Partito Comunista, tutto il problema della liberazione dei paesi terzi, della decolonizzazione. Ed era per noi uno straordinario punto di crescita politica, una politica molto stretta, di crescita culturale, ma che si stringeva e dava risultati politici. Quindi negli anni 60, e lo ricordo perché poi Nico lo ha citato come elemento della storia di questa vicenda, mi ricordo che 3 o 4 di noi, non so se c'era anche Giorgio Leandro o qualche altro, mi ricordo Lello Panella, studenti di architettura, ci riuniamo una sera al Cucciolo fino a mezzanotte per preparare, credo, il primo sciopero, credo, italiano, in cui un gruppo di studenti vanno alle 5 di mattina a picchettare davanti alle fabbriche di Porto Marghera. Se non è il primo, è uno dei primi. Cioè è una risposta sociale che ha delle ricadute immediatamente, non tanto con la collocazione, io non ero ancora iscritto al Partito Comunista, ma in un ambito di uno scontro che era all'interno della società. Questo io credo che vada molto molto approfondito per capire gli sviluppi ulteriori del nostro gruppo di allora. In quegli anni, in altre parole, noi avevamo paura che la svolta di centro-sinistra portasse a un'integrazione, a una strada che era diversa. Nessuno di noi pensava alla rivoluzione come una cosa armata, ma aveva in mente la rivoluzione come una collocazione politica culturale, probabilmente fatta senza armi, non si è mai discusso di quello, ma che era radicalmente diversa dall'ipotesi di una parte del gruppo dirigente del Partito Comunista. Io ricordo incontri di dibattiti così a tu per tu con Alicata, con elementi dirigenti nazionali
che arrivavano in questa strana isola che era la Federazione di Venezia, dove la gran parte dei dirigenti, non tutti, erano di sinistra. Si erano formate due gruppi. Uno aveva come riferimento il ex giubilato Gianmario Vianello, nel senso che era papabile per essere il successore di Togliatti. Non dimentichiamoci che mi pare nel 63 è la morte di Togliatti. 4. E quindi questo è a cavallo prima e dopo la morte di Togliatti. Cioè, cosa dicevo? Del Gianmario Vianello, che lavora insieme con una persona molto per bene e di grande simpatia, ma che era chiaramente visto da noi come un uomo di estrema destra all'interno del partito, che è il Fioravante Pagnin, che poi ha dato aiuto anche economico. Molti sono andati a disegnare da luce. Era una meravigliosa persona, ma aveva un'ipotesi che era quella che noi dicevamo amendoliana. E c'era continuamente. In questa fase, per la prima volta, incontriamo la Rossanda. Perché in questa fase in Grao, per noi, della base, eccetera, era molto distante. Non sapevamo ancora del conflitto più o meno latente che c'era nel gruppo dirigente. Dico più o meno latente perché in Grao per molto tempo ha mantenuto, come dire, i piedi saldamente dentro il Partito Comunista, molto dopo la fondazione del Manifesto. E secondo me questo è stato anche un errore rispetto a quello che è successo nella nostra vicenda. Ma in ogni modo, però la Rossanda ha cominciato a venire e noi abbiamo cominciato a discutere ancora culturalmente di Venezia. E questo è un nodo importantissimo. In quegli anni abbiamo cominciato a ragionare cosa era lo sviluppo del capitalismo di quel momento rispetto allo sviluppo della città. E abbiamo cominciato a porci, non tanto in maniera secondaria, se la forza se la capacità della città di digerire tutti i cambiamenti della modernità era tale, o se invece alcune strade della modernità erano precluse ed erano di nocumento alla conservazione della città. Non ce lo ponevamo come se lo pone Italia Nostra in quel momento, ma ce lo poniamo, ed è importante perché nella storia divulgata viene detto che, per esempio, c'è questa parte che rispetto all'acqua grande, eccetera, della città reagisce, che è una parte di centro, i repubblicani, il gruppo di repubblicani con Gigi Scano, l'Andreina Zitelli, l'Andreina Zitelli, che sono la parte, come dire, migliore, e però dall'altra Montanelli, che viene visto, è vero, Italia Nostra ha ripubblicato uno scritto molto interessante. Lui non è certo una persona interessante, anzi tutt'altro, però viene data, come dire, una specie di primazia a questo gruppo che viene dal centro della cultura politica. Invece io sono convinto che la primazia per porsi i problemi dell'ecologia è dentro alla storia del Manifesto, è uno dei pezzi. Saranno gli storici a ragionare. A me sembra che questi elementi lo possono, come dire, sostenere. Cosa c'era dentro e fuori in quegli anni? C'era questa federazione che era fortemente di sinistra e che, appunto, i nomi sono già stati fatti: Granziera, in parte Federici, Chinello ovviamente, Trentin, che non era della federazione, ma che quando viene spesso anche come per effetti personali in città, ma anche perché poi per le questioni politiche di Porto Marghera dà un contributo rispetto a una specie di federalismo
totalmente diverso dal federalismo che poi noi abbiamo imparato a conoscere con Bossi e quant'altro, ma che pesca nella storia del federalismo italiano. Ed è una cosa molto importante, perché è, come dire, la rivendicazione di che dalla base si può contare. È necessario che per uno sviluppo politico interessante ci siano delle radici molto vicine e che trasmettono gli umori della base, o addirittura la base possa controllare anche i processi di cambiamento. Allora questo è l'elemento molto, molto interessante interno. E all'esterno cosa c'è? Nico Luciani parlava della questa cosa enorme della terza zona industriale. Venivamo dalla scoppola 1963, il giorno della mia nascita, un giorno prima, il 9 di ottobre, il Vajont, come dire, questa cosa micidiale, che ha una storia politica spaventosa. Adesso, come dire, Paolini e altri l'hanno ricostruita in una maniera molto comunicativa, ma che allora era invece si tentava di farla, come dire, di concepirla come un evento, una sciagura naturale che è accaduta. Quindi venivamo da questi grandi elementi di cambiamento e di scosse, e quindi forse anche, come dire, la sollecitazione a una politica diversa all'interno del Partito Comunista è stata tentata per questo. E Nico diceva, di fatto eravamo un gruppo, una frazione. Inizialmente non era così. Era certamente un gruppo di persone che si vedevano anche perché fortemente amici, cioè si era creato un elemento di scambio, si viveva uno a casa dell'altro, ci si aiutava, il piacere dell'amicizia, nella quale era possibile scambiarsi delle idee politiche. Ma solo molto dopo abbiamo cominciato a percepire come questo gruppo nostro stava diventando un gruppo politico, quindi in qualche maniera da contrapporsi in maniera anche frazionistica. Questo per dire che sono processi molto, come dire, sotterranei, che poi rapidamente, in un certo momento, esplodono. Io ricordo, perché ero il moderatore di questa assemblea, che la mattina c'era stato Granziera e Pintor a Marghera, in aula magna d'architettura, con la gente sulle scale e tutto il cortile pieno, migliaia di persone, e questo, come dire, in un momento così difficile per noi, almeno per me, ma credo per tutti noi,